Allora, quindi una normativa ben precisa che comunque varia da regione a regione. Qui cerchiamo degli adeguamenti, il Veneto è un po' più rigido nelle normative, quindi ogni regione che vai, regolamento che trovi, parlavamo con Quaresimi, messaggio. Purtroppo ho visto agriturismi che sono dei veri e propri hotel a 5 stelle con ristoranti stellati. Secondo me snatura il vero ruolo dell'agriturismo. Cosa dite? Queste cose qui si trovano, più che agriturismi, sono anche le masserie, no? Che si trovano giù in Meridione, in Puglia, che sono diventate dei luoghi da cerimonie e tutto, ma nati originariamente e via via cresciuti. Rispondo io? Purtroppo sarebbe sempre da capire da dove siamo partiti. Allora, ricordare sempre le nostre origini ci fa fare un passo indietro. Però io credo che i primi a far funzionare gli agriturismi sono proprio gli ospiti, quindi non solo criticando, ma scegliendo determinate ospitalità. Esperienze. Sì, esperienze, ma se uno sceglie un relais, sceglie determinati servizi, comunque ci sono un certo tipo di agriturismi. Ecco, come si diceva, ce ne sono di tante categorie, con tanti numeri, e io ad esempio ho degli ospiti che chiedo proprio come fanno ad arrivare a casa nostra, cosa scelgono, e gli stranieri, molto di più degli italiani, cercano proprio i posti piccoli, le piccole realtà dove magari riescono anche a trovare la cena pronta, anche con prodotti, con piatti semplici, per cui veramente noi siamo i primi a scegliere l'agriturismo. Ecco. Che esperienza dà un agriturismo? Che tipo di vacanza costituisce? Quindi per chi non l'ha mai fatto, magari chi vorrebbe farlo ma non sa neanche come orientarsi, e magari i bambini che potrebbero fare anche tanta salute. Sì, guarda, io quando i miei ospiti arrivano, che gli faccio togliere le scarpe, li faccio già camminare sul legno, così gli dico proprio che scegliere un agriturismo è proprio vivere un'esperienza, e su questo loro devono essere accompagnati, perché secondo me bisogna aiutare l'ospite a entrare nella nostra casa, perché voi dovete pensare che noi apriamo le nostre case, quindi entrano nelle nostre famiglie. Non è un hotel dove c'è un receptionist che fa solo la descrizione, l'accoglienza di documenti, no. Tu entri nella nostra cucina, puoi visitare i nostri animali. Ricordiamo la fortuna, e io lo dico, ma è una cosa che bisogna veramente dare il suo peso. Se i bambini, se le famiglie vogliono conoscere gli animali, avvicinarsi agli animali, bisogna andare negli agriturismi, non c'è altra possibilità. Gli animali, le galline andranno a scomparire prossimamente perché le nonne vanno in vacanza, non c'è più nessuno che tiene i pollai. Quindi voglio dire, sono delle realtà e gli che ovetti veramente... freschi di gallina sono una cosa eccezionale che ormai è difficile assaporare. No, lo sa chi ha potuto gustare questo cibo. E gli agriturismi, come le fattorie didattiche, sono una bella esperienza per i bambini, soprattutto di città, verissimo. Certo, no, ma sicuramente ci danno delle possibilità che costano fatica, perché tenere un'azienda agricola, in primis, perché bisogna sempre ricordare riguardo appunto la legge, che noi per primi siamo azienda agricola. Infatti, brava, quello che devo sottolineare, perché è un'azienda agricola dove viene data ospitalità con dei servizi e tutto quanto certo. a delle persone. Ma quindi... prima bisogna essere azienda agricola, tu devi avere la terra, devi lavorare la terra, devi produrre. Dopo, se riesci a avere un buon sostegno, riesci a condividere anche con l'agriturismo. Quindi è un impegno che non è poco, e secondo me queste aziende agricole che si sono trasformate in agriturismi hanno salvato tanti territori, perché abbiamo salvato tante pianure che erano desolate e tante montagne che non erano più frequentate, proprio per dare questa possibilità. Ci sono malghe che adesso possono tenere aperte perché danno un minimo di cucina, danno un minimo di ospitalità.
Ma c'è la ricerca, tra l'altro dai dati che abbiamo, che sono anche tratti da un articolo anche molto interessante, possiamo anche dalla regia farlo vedere perché dà uno spaccato di una realtà, che effettivamente c'è una grande scelta da parte proprio anche delle persone di questo tipo di esperienza, perché diventa non tanto un luogo dove stare, dormire eccetera, ma vivere delle modalità diverse che vengono offerte. E intanto è vero che dagli 1,56 miliardi di euro del 2019 si è passati agli 802 milioni di euro del 2020, con una crescita del 2,2%, con questo è l'articolo tratto da Repubblica, anche nonostante il Covid, quindi non avete avuto un crollo come anche purtroppo invece l'hanno avuto le strutture di ricettività alberghiera, proprio perché la gente cercava un'esperienza a contatto con la natura. Ecco. Essere a contatto con la natura, per cui no, non è vero che anche noi non abbiamo patito, sì, perché le regole, le normative ovviamente sono andate a calare anche nelle nostre aziende, nelle nostre strutture, però avendo uno spazio all'aperto, avendo il verde, avendo la possibilità di far camminate, questa cosa qua sicuramente è andata a favore dell'agriturismo. Ma io credo che l'agriturismo è un tesoro che va bene per tutti i comuni, per tutte le città limitrofe, perché anche per gli alberghi stessi, perché voglio dire, tu gli dai la possibilità ai tuoi ospiti, una giornata gli fai fare una visita a una cantina, una giornata li mandi nell'agriturismo ad assaggiare il salame, a vedere gli animali, per cui anche noi diventiamo un supporto al turismo. Infatti, questo assolutamente sì. Prego. Sì, la Presidente ha fatto un passaggio molto importante, quello della collaborazione, no? Noi abbiamo un patrimonio, la prima industria in Veneto, quella del turismo, abbiamo un patrimonio da gestire e dobbiamo cercare di trovare le giuste misure per intercettare tutto quello che si può portare oggi in Veneto. Questo fa bene all'economia di questa nostra regione e dobbiamo cercare anche di collaborare molto spesso, ma già lo si fa. Alcuni campeggi, per esempio, organizzano delle visite guidate alle cantine, c'è la possibilità di fare un pranzo in agriturismo, insomma la stessa cosa vale anche per ristoranti, l'importante è qualificare ed essere qualificati. No? Che volevo chiedere. Perché questo è il tema e su questo come Turismo Verde abbiamo organizzato, continuiamo a organizzare corsi di cucina, corsi di accoglienza, cioè nel senso che, come si diceva, sono agricoltori che hanno deciso di fare anche un'attività, non sono nati di intraprendere un'attività diversa. Ecco, da questo punto di vista però sottolineo due aspetti, che molti sono i giovani, molte sono le donne, come diceva la nostra Presidente, e molti sono laureati. Quindi, cioè, nell'agriturismo, una scelta alternativa. Nell'agriturismo troviamo anche una chiave di volta per alcune occupazioni nuove dove si cerca di, avendo un'azienda agricola, di creare un'opportunità. E quello che è importante è che questo in qualche modo ribalta un trend negativo che riguardava la fuoriuscita dal settore agricolo, no? Di aziende, quindi nelle aree marginali, nelle aree più interne abbiamo possibilità di far permanere in vita aziende agricole perché poi c'è questa attività, diciamo, di integrazione al reddito, no? E quindi permette a giovani di rimanere a casa, cosa che magari non avrebbero fatto se non con questa e attraverso questa attività. Ecco, come si fa? C'è un altro messaggio, ci sono agriturismi a carattere religioso in Veneto? Non lo so, penso che ci siano comunque degli agriturismi. Allora, tra le cose che offrono gli agriturismi è quelle di vivere il territorio. Noi lo diciamo sempre, no, quando facciamo anche i corsi con i nostri agriturismi, abbiamo visto che ogni agriturismo ha una serie di posti da visitare nelle vicinanze, no? Tra queste ci sono anche chiese, cattedrali, il Palladio, cioè ville venete, cioè c'è un patrimonio, diciamo, culturale che in parte riguarda anche gli aspetti più religiosi, però diciamo le chiese, le tantissime chiese di cui è disseminata la nostra pianura, la nostra regione, insomma la montagna veneta, e quindi probabilmente c'è
questo aspetto, ma non sono collegati ad attività di Sì. tipo religioso vera e propria, insomma. Sì, cioè, sì, o se no sono magari conventi, strutture eccetera che possono aprirsi, però non sono agriturismi, Sì, magari non- avranno il questi loro non sono orto, però non, agriturismi. Sì, non esatto. entrano nella fatica. Ecco perché è importante capire questo, e qua si lascia la domanda che volevo fare, anzi c'è la pubblicità. Comunque la questione è questa: c'è una certificazione di agriturismo? Come fa la persona a sapere che quello è un agriturismo, che sottostà a certe normative e che non è un sedicente tale che poi in realtà non soddisfa queste aspettative, giustamente fa anche una concorrenza non corretta nei confronti invece di chi, come dice lei, si dedica anima e corpo ed è la sua vita. Parliamo di questo dopo la pubblicità.